piace fare il figlio di puttana, ecco, a posto. Ma noi siamo qui. Allora, siamo tornati. Buonasera. Innanzitutto devo mettere la chat, perché sennò... Mi sto ancora un po' espettorando. Una stagione dei bronchi. Mamma mia. C'erano problemi rascoglio ogni tanto. Allora, questo momento lo togliamo, che anche dopo non serve. Allora, Prime Videos. Che cos'è? Allora, The Boys no, magari, ma no, un altro possiamo poco, poi arriva pure lui. Possiamo ancora vedere. Allora, non ci preoccupiamo. noi dobbiamo vedere la 6, giusto? Sì, è l'ultima puntata uscita. L'avevo messo 5, che sono testi cazzo. Che settimana scorsa per fortuna siamo riusciti a vederla, perché io poi sono stato male sabato. Allora. E mo tra l'altro sabato, che era il giorno in cui sono stato male, recuperiamo la... Incredibile. Ma è Kevin Bacon? Sì, The Bondsman. Che cos'è questa roba? Questo è da dare un attimo un'occhiata, Ma soprattutto Kevin Bacon morirà? A parte il fatto che ti dico d'aver visto l'ultimo trailer negli ultimi giorni di Welcome to Derry, la serie su... è quella... Noi ce la vediamo, non sicuro. Quella... Noi ce la vediamo. Non ti preoccupare, però per quella la vediamo. Ho visto il trailer molto piccantella. A me mi piace questa roba. Il pagliaccio attira, mettiamola così. Grande Mr. Skarsgård con Tresse alla fine. Ricordo solo che fu il film che mi fecero vedere da piccolo e con cui sono stato traumatizzato per lungo tempo. Quello però era Tim Curry. Sì, che pure, devo dire la verità, signor Curry c'ha la faccia un pochettino da... Le settimane successive alla prima volta che lo visi, chi si avvicinava in una doccia? Ma tu vuoi entrare in una doccia e ti do... No, assolutamente no. No. Ciao Giorgi. Non andiamo assolutamente bene. Ma che stai dicendo? No, se fosse stata quella versione lì già mal quando... Ma prima pose sorda. Allora, noi creiamo l'atmosfera celestiale. Atmospherication. Però, aspetta, giusto, non ho fatto. Ok, c'è un po' di delay. Io però... C'è ritardo di 7 minuti, sto scherzando su Gabri, anche detto owner site. Sì, Gabri, è vero, abbiamo fatto 7 minuti di ritardo perché abbiamo fatto le ultime preparazioni, però siamo riusciti a tornare in live. Come si chiama? Maro Gabri, se mi alzo Gab, ma perché? Però ecco, una cosa che non ti ho detto in questi giorni, aspettavo questo momento per dirlo, il signorino qua tutti i giorni, o quasi, ci chiedeva del nostro stato di salute e se tornavamo in live. Grazie Gabri. Ecco, diciamolo. Sì, sono tornato. Poi ha cambiato 78 nomi nel frattempo, però questa è una cosa già non siamo stati impegnati qua, ragazzi. Gabri ci piace anche per questo. Assolutamente sì. È un grande perfetto. Intanto già c'è una soletta nell'occhio. Vabbè. La pressione ti ha spinta più lontano di quanto non saresti mai arrivata. Mare! A meno che tu e i tuoi amici non vogliate raggiungere Kate, domani tu e io riprendiamo l'addestramento. Cypher è convinto che io sia una live che abbiamo fatto è questo. Almeno usiamola per fare qualcosa di buono. Fanculo Cypher, liberiamola. Kate è a Elmira. Io, Jordan e Maria andremo a salvarla. Ci serve una mano. No. È una persona cattiva e ora è dove merita di essere. Mi dispiace. Che cosa è successo a mio figlio? Vuoi saperlo davvero? Ho provato a spingerlo al suo massimo potenziale, purtroppo il suo piccolo corpo non ha retto. Fidati che l'avrei saputo. Ah, vero, mi stava avendo un altro cazzo di ictus. Oh mio Dio, pensavo di essere l'unica. Porca puttana. Io affido mia figlia a te. Ecco. Ma che trappola! Cazzo, trattenete il Sappiamo tutti che c'eri quando è nata Marie, il tuo Sai, il numero fottuto è progetto sì, Odessa. sì, Perché non le due. dici che cazzo vuoi? Devo farti vedere una cosa. Ah, è vero. Oh no. Non si vede. No, Gabi, purtroppo non posso trasmettere la puntata in live, però c'è il link. È serie Amazon, ragazzi, ci arrestano, ci denunciano e ci chiudono il canale. Poi mi capitano canali che trasmettono cose così, non so come fanno, vabbè, noi facciamo le cose nel modo legale e tranquillo possibile. Ricordiamo che lei ha appena resuscitato la sorella. Ok,
abbiamo questo piccolissimo dettaglio. Tu devi incontrarti con Patriota e dici, ciao Patriota, boom. Allora, aspetta, c'è un problema con l'audio del microfono. Ah no, penso sia troppo forte l'audio della puntata rispetto alle voci nostre. L'audio della puntata. Ah, aspetta, il problema dell'altra volta è che mo si prende tutte le applicazioni a tutto schermo. Quando metto l'applicazione a tutto schermo, ok. Ecco, grazie che ci hai fatto notare questa cosa, Gabriel, che anche l'audio non possiamo trasmetterlo. Ma faccio i poteri pure lei, aspetta. C'ha pure lei i poteri. L'avevo detto io che faceva così. Ha rotto tutto. Allora, fermo, già, però aspetta, Dimmi. ok. Dimmi. Sapevamo che sarebbe andata così, tutto bene, meno male. Allora sono andato dritto per dritto. Però è una prigione bella grossa, no? Questo un muro ha rotto, giustamente trovandosi loro. Minchia, che culo. Madonna mia. Potere dell'amicizia. Mamma che culo. No, è che sto cambiando, avevo cambiato le opzioni di meld, solo che poi non ho avuto tempo di settarle. Già notai l'altra volta sta cosa e mi devo un attimino regolare pure io. Quindi grazie che ci hai fatto notare, hai evitato che un Vincenzo e un Gianmarco andassero in prigione stasera. In tutto ciò loro mo devono nascondersi. E senti, lei c'ha domani la mattina saranno un'altra volta a scuola senza problemi. E non pensi che hanno di nascondere? No, mo, cioè no, dai. No, sì. Faccio le magie, Gabri. Poi mi basterebbe far partire questa come staccata e l'audio non dovrebbe prendersi. Vedo come devo sistemare sta cosa. Quindi tu sorella c'hai i poteri? Sì. Sorella caccio poteri. Sì, è perché se trasmetti tutta la puntata o la maggior parte ti possono davvero fare un bello grosso. Sì. No. Ha rimarginato un taglio alla gola, proprio una gola squarciata. E giustamente si è collegata col sangue, ha detto tu che sei fuori, entra dentro, chiuditi, fai rigirare tutto a posto. Ha detto un limite ce lo avrà, sì, ovviamente. Sì. Cioè, io penso che se uno ti stropiccia il cuore, non credo che tu lo possa aggiustare. No, come fai? Cioè, esatto. No, Gabri, allora, non un culo così, diciamo le cose come stanno, ecco, passami il termine, ma sedere è poco. Perché non e non hanno tutti i torti. Allora, tu già eri morta, quindi già non che sei qui, non... Momento. I poteri ce li avevi prima o ti sono apparsi adesso? No, oggi i poteri li aveva già. Non l'ha mai detto. Li avrà scoperti dopo che l'hanno separata dalla sorella. Io penso che Polare ti sia in ospedale se tutto va bene. Sicuro, mo aspetta. Potresti essere anche riconoscente che tua sorella ti ha riportato in vita comunque, Cioè, nella storia dell'umanità, per quello che c'è, le persone fine mo sono entusiastico. Trovo tu contento. Questo è il guscio. No, questo è il guscio originale, deve sopravvivere, Gianno. Sicuramente, come hai detto tu, questo ci avrà pure altri poteri. Questo assorbe e prende gli altri poteri in qualche modo. Poi guarda come, cioè, non è nemmeno in decomposizione, è proprio martoriato. C'è un corpo privato di tutto. Come? Si è incazzato Gianmarco. Tradotto, potete anche ammazzare gli altri. Si è incazzato.
Cioè, secondo me fa come Teach in One Piece. È riuscito a rubare il potere a un altro possessore del frutto, ma non si è mai capito come l'ha fatta. Secondo me lui c'ha qualcosa del genere. Mo ti stai autoinsultando? Per questo, sì. O ci stai facendo cioè, se pensi questo di lui, perché fai così tanto per tenerlo in vita? Anzi, chi sa, Pocanco e The Boys ci fottono sempre il cervello, quindi... Aspetta, ma giusto per sicurezza, così che ha scritto qualcosa Gabri. Ok, no, non ti preoccupare, ho capito il ragionamento, quindi può passare il messaggio tranquillamente. Quello giustamente rileva la parola e blocca in automatico. Diciamo dovrebbero capire il senso del discorso e quello di cui una persona sta parlando prima di bloccare tutti i messaggi. Ma fino a quando siamo in pochi così e riusciamo a gestircela, non è un problema. Che è successo oggi? Chi è lui? C'è Cleaner che ogni tanto mi propone l'aggiornamento in maniera forzata, sì. Dice, ehi, aggiornati, me lo schiatta in faccia in ogni modo. Io però vi state applicando troppo su questa cosa. Sa resuscitarvi se succede qualcosa. L'avevamo capito già dall'inizio noi. Stagione 1, già c'era un attimo. No, dovresti fare il medico. Cioè potresti togliere tutti i problemi dei dottori così come nulla fosse. Se continua così, facciamo Gervu. Facciamo l'ultima stagione di The Boys. Diciamo che Patriota risolviamo, però poi super cattivo nuovo e lei che poi... Qual è l'unico problema? Che Patriota è veloce. Se Patriota riesce a sapere della pericolosità di lei, lui si le passerà semplicemente in mezzo e la farà esplodere. Cioè, quello è il problema, capi? Super velocità contro ti posso shottare se ti becco. Il problema è che bisogna capire un attimo Barbaman che intenzioni ha nei confronti di Patriota. Che lui lo sa. Su Patriota lui lo sa. funzioneranno i poteri del preside? Domanda. No, che sennò Jess ha fatto qualcosa. È anche vero che va benissimo, Gabri. Dopo te ne rendi conto se ti ha posseduto, quindi penso che Patriota dopo poi si incazzerebbe non sì, poco. Sì. Penso che dopo ti svita la testa. Siete sicuri che volete non si ricorda il numero? Sì. Ma anche c'è qualcuno che si ricorda tutti i numeri di telefono a memoria? Una volta sì, tanti anni or sono. Ora adesso esistono le rubriche sui cellulari, sugli smartphone. Però in questa condizione dove sei evasa da un carcere di massima sicurezza, non penso che tu abbia il telefono del dietro. Cioè, giustamente il proprio sistema operativo già conviene però attivarlo. Vabbè. C'è anche internet così. Se sei entrata con l'account tuo e ti beccano. No, lo zio esplode. No, lo zio. No. No. Ma se uno è simpatico, scusami. Ma perché? Ma è lui Greg? Non credo. Vabbè. Bello però questo micioide. Comunque mentre fa l'audio, io non so se hai sentito questa notizia di oggi, mi devono ancora spiegare com'è possibile che ancora si possa fare questa cosa. In America, guarda, un ragazzino di 13 anni è stato arrestato
perché ha chiesto a ChatGPT come uccidere un compagno di classe e ChatGPT ha risposto. No. Non avevamo tolto questa cosa? No. E si vede che in questo caso Li ha qualcosa è superato fallato. nuovamente i blocchi? C'è un evidente andrebbe un pericolo. attimino analizzata la situazione e capito capire per bene quale modello ha usato, perché poi è facile dire ChatGPT, si dovrebbe capire un attimino per bene cosa ha usato. Io se ho capito bene era proprio ChatGPT, Che sarebbe grave come cosa. E infatti OpenAI, questi qui che l'hanno fatto, sono già stati messi sotto accusa perché per questa mancanza. No. Però apprezzo sempre il fatto che l'America dice puoi avere anche 12 anni, tu vuoi provare a uccidere una persona, io ti arresto. Cosa che in Italia non succederebbe. Anche perché io, lo sai, tra i lavori che ho fatto nell'ultimo periodo c'è quello di proprio controllare e dare risposte in base ai comportamenti. Uno dei valori era proprio la pericolosità e dovevamo rispondere in un certo modo. Poi il lavoro veniva addirittura controllato sopra, quindi è un attimo capire perché con quella sessione è successa sta cosa così. Si rialza superando anche i blocchi imposti dall'uomo, oggi penso che... No, allora, no, ma penso che subito che se è successa così è grave come cosa. Calmati. Ciao, tu eri morta e ti ho resuscitato. Sei mia sorella. A zappare giustamente ci voleva Gianmarco. Tanto tempo che non si vedono, ne ha ucciso mamma e papà. Non è male. Super udito. Penso forse tipo percezione del futuro. Ma che? Scusi? Precocco? No, non ho capito. Prebog? Prebog? Visione sta macchina. Crossover, Giorgio. Allora, ma adesso non ti devo niente. Mo adesso aspetta, sorella, fermati un attimo. Si riprendono poi, cioè il problema risorge. Lui ti ha ucciso e ti vede lì, dice, sapendo che loro sono scappati e non trovando più il cadavere nella cella, 2 più 2 ce la fa pure lui. Io ti ho salvato. Anzi, questa ragazza ha un problema. No, posso pure capire, però lei almeno sappiamo il suo punto di vista che lei ha provato a cercarlo. Lei ecco, vedi? Non l'ho fatta. Siete sorelle, porca la miseria. Capito, ma si è venuto il ciclo, io non ho controllo. Ma poi quando è resuscita è una cosa brutta. Però gli ha pure ammazzato i genitori col ciclo. Vabbè, ma là non lo sapeva, ci è capitato. Però là è colpa dei genitori che le hanno dato il siero. Quello senza la base sta sempre là. Ecco. Io, allora, devo dire, io forse non so se avrei criticato i miei genitori se mi avessero iniettato un composto che poi mi avrebbe fatto diventare un supereroe. Devo essere onesto, in base anche al potere. Però non mi pare corretto. Però ecco, quando gli hai dato le iniezioni, tu comunque sapevi che potevano portare dei superpoteri, quindi ecco, a posto. Tu bro, hai avuto un ictus di nuovo.
E l'hai sgozzato. Molto gioiosa, molto. Tu vuoi buttare giù Patriota e metterti al capo insieme alla donzella intelligente? Potrebbe, oltre a resuscitare, mettere a posto anche le persone. Bisognerebbe capire a che livello, in base al tipo di patologia, che cosa può fare il controllare il sangue e quello che c'è dentro. Interessante. Ecco qua. Non mi sembra il caso, però. Io temo che morirà lo zio, sì, sai? sì. Temo che lo ucciderà. Ecco, aspetta. Ah, non c'è bisogno. O forse dopo. Forse. Ha preso il controllo, mi sa. Ecco. Bastardo, ma che potere OP, pazzo. Ecco. All'Eurospin sono andati Gianmarco. Quello è il luogo segreto. Eurospin? Sì. Va bene. Ma questa è la puntata, stanno facendo Non è la puntata, non sono loro. Vedi, pure loro hanno i superpoteri. Ma Vedi, siamo lui in alza. Italia. Stanno nascosti sotto il banco frigo. Non credo. Cioè, io ti vorrei credere, lo zio, ma non posso. Non è che stanno là. Tu sei sicuro che sono? Sono sicuro di Ah, quello che ti dico. Come non stanno a Wimbledon qua. Vabbè. Magari nel frattempo sono andati a vedere una partita di tennis. La situazione, io non penso. Non penso. Poi ti ho detto felice di sbagliarmi se hai ragione tu. Però non. Bello quest'ape, devo dire la verità. Ah no, stavano in libreria alla fine, già, ma mannaggia miseria. Hanno fatto un bel giro per nascondersi bene, capito? Ci tu davano troppo nell'occhio con le tute da prigionieri. Poteva essere, ma quello era proprio lo spin in Italia. Magari c'è un Eurospin in America. Non penso. C'è uno spin C'hanno euro. loro, c'hanno. Chi lo sa? Che sta avendo questa? No? Crisi? Attacco di panico? Attacco di panico. Che di panico brutti. Sì. Ma però a te è dovuto a qualcosa legato al potere o No, era da quando ce l'aveva base? piccolo. Ok. No, può capire che non mai sapevo i poteri come funzionano i knockback. Che però non hai voluto usare a sto giro. Per l'attacco di panico così, per la resurrezione. Ma ormai la resurrezione è stata sdoganata già. È una cosa, una pratica comune. Vabbè. Non è detto. Sì, bisogna un attimo così. Il problema è che la volta ha messo lui a capo della struttura, è tutto in veste ufficiale, perché è potente e quant'altro. Però lui contemporaneamente si sta facendo i cacci suoi, mettiamola così.
visione. Che sta succedendo? Salve. Allora, siamo partiti un pochettino dopo con la puntata. Mancano 26 minuti. Merda, lo zio è Terminator. Sì. Fagli esplodere il cuore. No, al Ti ha momento fatto volare no. lui. Allora, tu alquanto Ma scemo qualcosa, cazzo, però ha fatto capito? volare pure a quello, lo zio. Mi sa che l'unica opzione è spingerlo con i campi di forza, ragazzi, finché non lo picchi. Vai. 1 più 1, però però pure questo è forte. Aspetta, prima caccia l'upgrade, aspetta. Non sta tipo poteri, cazzo. Fai tipo pugni d'acciaio a un certo punto. Rotten Wolf 23, benvenuto. Sempre Gabri. Ah, Va grazie. bene, Gabri. Bentornato, Gabri. Però quello è addestrato, cazzo. Se sommiamo tutti i nickname che ha usato Gabri Sì. in questi anni, Ah, abbiamo sei quasi 1000 troppo, follower. sì. Abbiamo. Si lo sta lanciando come un sacchetto della monnezza. Sì, non se che ne fa cazzo, quanta proprio. forza c'ha? Se ne fa proprio. No, martellata e lo Ecco. sapevo. Tu ti distrai. Fallo esplodere, ti voglio bene. Questo mo è il rematch della scena dove si sono Ma allenati. questa è la figlia Tu- della Newman. Che cosa vuoi tu? Questa lo zio è la figlia della Newman. Ecco perché ce l'ha fatta vedere Aspetta, all'inizio. ma lo uccide subito. Lo zio, Dice di aspettare che l'ho fatto troppe volte. Sì, a questo punto lei c'ha i meglio tentacoli dal non petto, forzare il tipo sistema. Butcher. Sì, ma lui 2 secondi, Madonna, aspetta. lo zio, no, dalla bocca proprio. A posto. Ah, bene. Ragazzi, il problema si è risolto. Sì, già, Vedi, ma se il avessi problema avuto si è questo risolto. potere non sarei stato contentissimo, da già dice la verità, lo zio. Il problema si è... Ma tu quindi mo chi stai aiutando? Ehi, Ma è Giancarlo! Giustamente il nonno. Ma è Giancarlo! quindi lui sta lavorando dall'esterno per liberare la voce. È tornato! Stan Edgar! Va benissimo, questa cosa ci piace. Sì, Lotto, c'è Giancarlo! Questa cosa ci piace. Lui era il king. Ma volatile perché c'è ma- Patriota. È comunque un uomo di merda, ricordiamo. Vabbè, lascia fare, lascia fare. Ecco qua, alla fine lo zio non cambia niente. In che senso? Una mano per il sangue alla ragazza per piacere. Ma io non voglio venire. Ma io stavo a casa per i cazzi miei e mi hanno rapito. Non ti diciamo niente, prego, vai avanti. Va bene. Ma che cazzo ti sta portando? Forse lo zio dove stava pure la madre Sì. del figlio di Patriota. Quella zona là, magari. No, però non giustifica. No, però lui ha le conoscenze per mettere in piedi una cosa del genere, quindi... Ma che posto è? Che sta Per facendo? quelle persone qualcosa è andato storto. Magari si sta ancora allineando il sistema, ti conviene provare direttamente domani, se no fai troppi tentativi e ti ribloccano di nuovo il tutto. Dove cazzo li stai portando? Sotto? Immagino. Sotto dove? Qua Patriota non entra, certo. Però se Patriota trova l'ingresso, sfonda il vano dell'ascensore, non servono a niente il cemento e cose varie. Capito? Quindi lei pure era una serie di... È una vita che non streamo manco su Kick. Devo sempre riabilitare la cosa qua. Purtroppo mamma si è messa contro a Butcher. Butcher è particolarmente potente attualmente. Molto, molto potente.
Lui mentre sta accadendo tutto questo è in giro che starà sterminando a destra e a sinistra. Prima puntata di The Boys. Riassunto delle sterminate precedenti. Ah, vabbè. Vabbè, forte. Ma qua sotto poi che facciamo? Siamo per sempre qua. C'è una televisione, qualcosa dei libri per leggere qualcosa. Effettivamente Jordan non ha tutti i torti. Simpatico. Sono stati in carcere, dai, perdono. Ecco, ma veniamo al dunque. Io non mi aspettavo un ritorno. No, ma neanche io. È rotto un po'. Allora, hanno mangiato, fatti una partitina a Pokémon e poi parlano. Questo lo dobbiamo vedere un attimino. Sì. Allora, io per darti un aggiornamento sulla questione Switch. Allora, molti titoli Switch 1 dovrebbero ricevere una patch e dovrebbe essere un attimino messo facilmente. No, dico, alcuni giochi già stanno mettendo patch che sbloccano il tutto. Però molti titoli basta che gli danno delle patch per farli andare almeno a 60 o ottimizzare un paio di cose. La Switch diventa una bella Switch 2. Bananza non te lo dico proprio, tante soddisfazioni. Tantissime soddisfazioni. Quindi mo sono andati in Cina qua, o in Giappone? No, allora hanno mangiato tanto, quindi un po' di flaconcino per il mal di stomaco dopo. Che questi consigliati dal Jammox, dal tuo farmacista di fido. Io ho visto molto buoni, molto funzionanti io ho visto. Poi dopo pranzo, dopo la medici si sono fatte una partita alle pallone. Buonasera Pierluigi caro. Bonsoir Pierluigi. Ma vedi c'è pure un campo da calcio lì sotto. Io che cosa ti posso dire più? A quanto pare c'è anche un libro delle favole. È una fata, una madrina meravigliosa, terrificante quella roba. Questo è lo psicologo, buono. Perfetto, è iniziato. Oh. No, non è destino, non lo è. Stanno mangiando un'altra volta, no? No, mo sta cucinando. Ah, ok. Appunto. No, stai fuori a Patreon. Oh. Ed è riuscito bene. Non esagerato. Quindi tu sei al suo livello. Ma vabbè, vabbè. Sorella, aspetta un secondo. Però non voli. Lo zio, però fa esplodere le persone. Cioè, guarda, non voli. Ho capito che non vola.
Giovanni. Non è tanto male, eh. Lo è. Yeah, fate apparire pure Patriota alla fine dell'episodio e siamo a posto. Questo è il la luogo stagione, impenetrabile, non posso entrare qua dentro. Oh, sono entrato. Allora, io mi aspetto o i boys che arrivano e recuperano a loro, o Patriota che arriva e li acchiappa. Gianmarco, Adesso parliamo. Gianmarco, si vede il Butcher. Anzi, sì, quando arriva a Butcher succede un bordello di solito. Lui prende e fa male. Se poi vogliono dare un accenno di fight tra Butcher e Patriota, così un assaggio, già un assaggino presente. Io ringrazio, non mi dispiace. Ok, tra quanti minuti voi finite a letto? Quanti? A casa di questo. Già hanno visto un molto probabile di come saranno molti giochi in futuro. Prego, ci dica. Abbiate un rapporto più evoluto e maturo. Ecco, vai. Le hai visti pure mo. Via. Mamma mia, scusate. Vabbè, periodo. Posso ancora finire il guarire. Dai. Un po' di salvazzo. Se non se la sente. Ah, per carità. C'è un nuovo gioco di strategia dove la diplomazia non impone. Quale? Ah. Ok. Come si chiama Pierluigi? Che fosse la roba di Enzo proprio. Se pure con lui è fatto bene, attenzione. Pure da provare un po'. E si fa le seghe sui palazzi, ricordiamoci. Sui gargoli proprio. Paxi Storia. Dopo me lo vado a segnare su Steam. Se c'è lì ed è fatto bene, sarebbe un attimo pure qualcosina di diverso. Finalmente. Godolphin ha qualche potere, se lo trasferisce la coscienza alla fine è lui alla fine. Ecco. È a posto. L'ha proprio detto. Oh, per non Vai, dillo. Come un vecchio Vai. maciullato. Vai, dillo. Non è prigioniero, è un alleato, un trofeo. Quei poteri. L'ha manovrato. Poteri. Questa non l'avevamo pensata. Oggi questi cazzo di bastardi di The Boys sono dei bastardi.
Essendo il primo del suo genere ancora poco, ma se continua così... No, ma comunque Molto un interessante. inizio. Ma comunque un inizio. Vuole riprendere il controllo della lotta, beh. Mm. Sì, come le estrapoliamo? Allora, cioè, noi mo abbiamo il piano. Fase 1 fatta. Mo vediamo la fase 2 un attimino come fa. Ragazzi, ti è rimasto un pezzo di essere umano tra i denti per i tentacoli. Però come alleato è forte, quindi mo c'hanno pure le spalle un pochettino più coperte. Attenzione. Ah. Così, questa è una minaccia. Questa è una minaccia, lo Adesso. Certo. Tesoro. Questa bambina è strana, lo zio fa delle facce strane, guarda, è strana, c'è qualcosa che non va. Comunque non è che ha passato una vita tanto facile tra la mamma con i poteri, lei con i tentacoli, il nonno così. Vivi in un bunker e non puoi avere conoscenze, capito? Che deviazione strana, lo zio. Per adesso ricordi le cose belle con tua sorella. Poi ha fatto Poi esplodere. dici, mi ha fatto anche resuscitare. Aggiungi sta cosa nel discorso per piacere. No, non gliela dico. Quindi quello se succedesse a me con Peppino, Peppino mi resuscita, ma io dopo... Grazie, wow, Peppino. Peppino, è che... Schiavo tu a vita, che più di questo, che devo dire? Sono tutte cose che vedremo nella serie quella là, prequel. Ok, lo accetto, andiamo a fare questa cosa. Ma come? Quando? Quando lo butti giù a quello una volta che comanda ancora di più? Come fa? Ti presento là, signor Patriota, ha sterminato tutta l'umanità. Si può fermare, per favore? Vedi la risposta. Piacere. Vedi un attimo la risposta che ti dà. Ecco, questa risposta qua più un raggio laser dagli occhi e scoppi su. Sì. Basta qualcuno che le dà l'indizio. Senti il sangue dentro Patriota e fallo scoppiare tutto. La capra, stessa cosa. Pensa che ridere se non funziona, spario. Dove cazzo ci ha avviato? Nel momento blu lei davanti ai Patriota e non le funziona il potere. Però arriva la serata a lei quando vennero catturati e lei ha tancato. Perché non stava né bustionata né altro. No. Quindi forse... Di botte grosse e letali lei non le ha prese, lei se l'è sempre comunque con me che c'ha un po' di super resistenza, mettiamola così. Stafferuglio, dove va? Dove... Bro, non... Fa male quello però, secondo me. Sì, fa male. Fucile nel culo fa male. Oh, cazzo, porca troia. Non ha senso questo potere, non c'ha senso. Che c'entra?
Però perché tu non prendi il controllo appena ce l'hai davanti, fai fuori, la blocchi da qualche parte? Cioè, capito? Quindi voglio eliminare tutti i netti? Ah, li vuoi proprio uccidere tutti? Ma sono ragazzi. Oh, Che sta facendo? Così. Porca puttana! però mo ti viene una Come bella cazzo ma botta che ha forte. usato per spingerlo? C'è un braccialetto o qualcosa? No, farà parte comunque dei suoi poteri. Cioè, Però l'ha preso in unexpected, non se l'aspettava. Avrà no, è fatto successo del qualcosa danno? che pure lo vedo un attimino. Ma lui morirà a breve, così. Più li usa i poteri, più rischia. Hai rotto il cazzo. Allora, via. Non c'è più, così. È scappato, che non è tornato Non indietro. si è fatto un cazzo, così, non si è fatto niente. Mm. Fatto niente. Mm. Tesoro, bisogna prendere delle decisioni qui. Senti, tu non è colpa tua, perché non è colpa, non l'hai deciso tu. No, Però c'è un supereroe che vuole dominare il mondo. Ti ha appena detto che tu sei forte quanto lui. Allora, mo, so che è difficile da pensare, però, oh, mo ti abbraccia a sta croce, sei l'unica persona che lo può fermare. Quindi, certo è il tuo destino. Non aprire il portone con dietro Patriota, perché sennò succede il bordello. Alla fine sta scappando lei. Sta scappando lei da loro. Sì, però poi Per non la è che loro si sicurezza, arrabbia, chi esce mo qua fuori? Dai, il punticino finale di puntata che butti là. Ah sì, lo stai facendo tu, no? Non l'ho detto. Effettivamente sì. Non fare il doppio gioco e lo fai per vendicarti, eh? No, non penso più così. Secondo me no. Però non fa così. Vabbè, ci ho provato. No, va Vengo bene. anch'io, su, va. E io ti seguo. Come Non la mi vedi? devi, non mi devi seguire. Vabbè. Va bene, speravo in qualche piccolo colpetto di Vediamo se scena. c'è qualche scena alla fine. C'era un piccolo flash strano. Tani? No, mi sa di No, niente. Niente. Allora ragazzi, io stacco un attimo, dateci giusto qualche minuto che faccio due cose e c'è qualcosa dopo di cui non sa manco Gianmarco, No, quindi giusto sono il tempo che mi blinds. organizzo. Quindi a tra poco. A fra poco.